Buongiorno a tutti, benvenuti al telegiornale del Veneto, l'avete sentito dai nostri titoli. Oggi è martedì grasso, ultimi coriandoli di Carnevale, ma è anche il giorno della proclamazione a Venezia, in piazza San Marco, della Maria più bella. E poi il gran finale con il tradizionale svolo del Leon. Allora noi ci colleghiamo in diretta, la vedo già Maura Bertanzon che si trova proprio nel cuore di Venezia. Buongiorno Maura. Buongiorno Marco, lo vedete, la piazza è già veramente piena anche in questo martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale. Il programma è veramente ricchissimo. Si è cominciato questa mattina, a metà mattina, con la sfilata dei bimbi in maschera. Si è eletta la maschera più bella, quindi un'occasione anche per i più piccoli di mettersi in mostra, e poi sta per cominciare un altro spettacolo e poi, come hai detto tu, nel pomeriggio sarà proprio il gran finale con la presentazione della Maria più bella e con lo svolo del Leon, questo telo di 100 metri quadri che verrà issato dalla piazza verso il campanile e che chiuderà veramente le celebrazioni di questo carnevale che ha portato davvero moltissima gente. Faremo un bilancio tra pochissimo, ma prima andiamo a ripercorrere queste giornate anche molto intense, a rivedere volti che si sono alternati in piazza e sul palcoscenico in questo servizio di Luca Colombo e Marco Madini. Per tutti i giorni del Carnevale accompagnate gli spettacoli su questo palco in piazza San Marco. Voi siete la voce del Carnevale. Esatto, siamo la compagnia Pantachin, siamo di Venezia e la accompagniamo in tutte le lingue, in italiano, in inglese, in francese, grazie al nostro socio Benoît Roland che è belga, quindi ci divertiamo da ormai 6 anni a essere un po' la voce ufficiale delle sfilate, di tutto quello che succede qui sul grande palco, ed è ogni volta un'emozione grossa, soprattutto l'emozione del pubblico quando ci sono i voli, la scelta delle maschere, come il pubblico partecipa, e il nostro compito è quello di tenere sempre il palco, tenere la gente stretta a noi. Altre voci e volti condividono con la compagnia teatrale Pantachin la ribalta del Carnevale di Venezia in piazza San Marco. I figuranti del CERS, il Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, capitanati da Massimo Andreoli. Dame e cavalieri, le maschere di Mario, l'Associazione Internazionale Carnevale di Venezia, 19 anni di presenza, 30 ne festeggiano gli amici del Carnevale di Venezia. Poi Maurice Agosti, Principe Maurice, Casanova dai 1000 travestimenti, gran cerimoniere della proclamazione della Maria più bella e della gara di maschere, delle cene spettacolari al Casinò sul Canal Grande. Pantachin perché? Pantachin perché noi lavoriamo con le maschere, con la commedia dell'arte, e Pantalone e Arlecchino messi insieme fa Pantachin. Eccoci qui di nuovo, mi ha raggiunto Marco Maccapani, buongiorno. Buongiorno. Che è il direttore artistico di questo carnevale. Lo vedete alle nostre spalle, sta iniziando un altro spettacolo. Chi è che sta per salire sul palco? Allora, è un gruppo giapponese, si chiamano Glei, è già 4 anni che vengono al carnevale, hanno un grosso progetto su Venezia per i prossimi anni e addirittura sono seguiti da fan dal Giappone che vengono in aereo solo per seguire loro questo giorno al carnevale. Ecco, quindi anche un carnevale internazionale, ma fatto non solo di spettacoli. Vediamo qui accanto a noi, se possiamo inquadrarlo, c'è un laboratorio di costumi, proprio sul palco si va a scoprire come si preparano le maschere, ma appunto anche i vestiti che sono tipici di Venezia, che si richiamano al Settecento. Direttore, un bilancio di questo carnevale, possiamo parlare di quante persone circa? Quante persone circa non ho i numeri giusti, ma credo che i numeri che mi hanno detto ieri, circa 400-450 mila persone, siano molto realistiche. È un carnevale basso, nel senso molto vicino al Natale, è cominciato il 27 gennaio, quindi fisiologicamente dobbiamo dire che i problemi dei numeri non sono problemi, sono normale amministrazione. Ecco, una data che ha dovuto però confrontarsi anche con altre esigenze, ovvero quelle della sicurezza, in un'epoca in cui in tutte le città si è a rischio, Venezia ancora di più. Ha funzionato l'accesso limitato a San Marco? Ha funzionato molto bene, Venezia non è più a rischio di altre, è a rischio come le altre, purtroppo in tutto il mondo, non solo a Venezia, dobbiamo fare i conti con questo nuovo momento
direi quasi tragico, reale che c'è di questo terrorismo, di queste paure. Devo dire che Venezia ha dato un buon esempio che dovrebbe essere preso anche da altre città in caso di eventi di questo genere. Ecco, possiamo dare anche invece quello che si porta a casa di positivo anche da lasciare in eredità al prossimo carnevale, cosa si può dire? Dovreste solo guardarvi intorno, è questo il bilancio positivo, tutta questa gente felice che si sta divertendo in costume. È martedì, l'ultimo giorno del carnevale, la piazza è piena di gente, più bilancio positivo di questo credo che non ci possa essere. Il sole anche tutto sommato sta premiando questa giornata, la gente continua ad affluire qui in piazza, dunque i numeri sono buoni, l'umore è alto anche quello, si aspetta questo pomeriggio per concludere veramente questo Carnevale Veneziano 2018. Noi vi salutiamo da Piazza San Marco. Bene, è tutto, noi ci fermiamo qui, l'informazione regionale torna come sempre questa sera alle 19:35. Grazie a tutti per l'attenzione, buona serata.